Buongiorno da Ilaria e Adriana. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla terza puntata di Sardegna Sacra on the road. Siamo a Paoli Latino, come vi abbiamo anticipato questa mattina, e qui ci troviamo esattamente sulla ex 131. Siamo in prossimità del bivio per andare alla tomba dei giganti Muraquada, il primo sito che visiteremo in questa puntata. Ancora qualche anticipazione sul resto della puntata per chi non ha seguito la diretta di questa mattina. Più tardi andremo invece a fare le nostre riprese nella casa della signora Fernanda Marano, che ci ha ospitato questa notte e ci ospiterà anche stanotte. Vi vorremmo far vedere questa casa, che è molto speciale, una casa antica ristrutturata, ma soprattutto, come vi dicevo in diretta, è una testimonianza. Sarà la macchina, siamo on the road, ragazzi. È una testimonianza di un grande amore per la Sardegna. Quindi ci teniamo a raccontarvi questa storia e ve la racconteremo più tardi. Ora abbiamo voluto iniziare la puntata proprio qui per fare una riflessione. Mi trovo praticamente sulla ex 131. Per chi non lo sapesse, per i non sardi soprattutto, per chi non conosce la Sardegna, la 131 Carlo Felice è la strada più importante dell'isola, che collega Cagliari a Porto Torres e che fin dall'età romana è sempre stata la principale arteria della Sardegna. Probabilmente anche in età pre-romana c'era un percorso molto simile. Quindi questa dove ci troviamo corrisponde alla vecchia 131, cioè la vecchia strada che passa parallelamente alla nuova, che ancora utilizziamo oggi come principale superstrada della Sardegna. Questa strada è stata in uso fino a pochi decenni fa. Oggi è praticamente una strada di campagna ormai, ma la cosa che colpisce passando qui è vedere come veramente la nostra vita, le nostre strutture, infrastrutture, anche moderne, sono in realtà un soffio rispetto all'opera della natura, rispetto alla dimensione, diciamo, più vicino all'eternità, no? Che la natura ci permette di anche di sperimentare in certi momenti di connessione. La natura funziona a cicli, ma sono dei cicli che si ripetono eternamente in una apparente immobilità che invece è una continua trasformazione. Noi facciamo con grande fatica tante opere che poi nel giro di poco tempo comunque si distruggono e seguono il loro corso e vengono reincorporate e ringhiottite dalla natura. Quindi questa strada mi fa riflettere molto su questo, perché nonostante sia comunque recente e ormai non più in uso da relativamente pochi decenni, vediamo come è piena di crateri, come l'asfalto sta saltando, spinto dalla potenza delle radici degli alberi. La vecchia 131 in lunghi tratti del suo corso era fiancheggiata da pini, quindi vediamo qua ancora alcuni di questi pini secolari che si ergono maestosi e le cui radici stanno appunto distruggendo l'asfalto. Bene, ora siamo venute proprio qui per farvi vedere questo. Ora torniamo un po' indietro, saliamo sulla stradina che ci porterà
alla bellissima tomba dei giganti Murakuada, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci, siamo arrivate alla tomba dei giganti Murakuada. Come vi ho anticipato, questa tomba dei giganti è perfettamente conservata, una probabilmente delle meglio conservate della Sardegna, ed è interessantissima nonostante le sue dimensioni ridotte. Anzi, diciamo che queste dimensioni così ridotte e così compatte sono proprio una sua caratteristica. Prima di descrivervela meglio, facciamo un'introduzione sulle tombe dei giganti. Per chi ci ha seguito ieri, ne abbiamo già visitato 2 ieri a Norbello durante il nostro tour, ma c'erano talmente tante cose da dire ieri che non ho fatto un'introduzione, quindi facciamo un ripasso per chi non conosce questo tipo di monumenti. Innanzitutto siamo in età nuragica, siamo nell'età del bronzo. Le tombe dei giganti più antiche le datiamo al bronzo medio, alle fasi iniziali del bronzo medio. Le tombe dei giganti sono dei monumenti funerari, delle tombe collettive che rappresentavano tutta la comunità, non solo, ma erano anche dei veri e propri santuari. Ma andiamo con gradi. Quindi abbiamo detto tombe collettive, cosa significa? Che ospitavano le spoglie di tutti i defunti della comunità. Infatti, in quei casi in cui si sono trovate delle tombe abbastanza integre con dei resti umani all'interno, si è visto che venivano sepolte persone di tutte le età, quindi uomini, donne e bambini. Quindi probabilmente tutti i membri della comunità trovavano la loro ultima dimora in queste tombe. Allo stesso tempo venivano usate per diverse generazioni, talvolta anche per secoli, e questo manteneva una memoria e un legame stretto con gli antenati. Per questo motivo erano dei veri e propri santuari dedicati a quello che noi chiamiamo culto degli antenati, con un termine insomma tecnico, una definizione moderna, ma uscendo diciamo dalla terminologia tecnica, possiamo dire che era un luogo sacro dove i vivi mantenevano il loro legame con chi li aveva preceduti, con i propri avi, e qui venivano a onorarli, a portare delle offerte e chissà a pregarli, a mantenere vivo questo contatto e questa memoria. Descriviamo adesso meglio come sono fatte le tombe dei giganti. La camera funeraria delle tombe dei giganti è allungata e infatti deriva direttamente da un punto di vista architettonico da quelli che sono i dolmen del millennio precedente. La differenza con i dolmen, che appunto sono monumenti funerari diffusi in Sardegna ma anche in tutta l'Europa, è che proprio nell'età del bronzo, quindi in corrispondenza con
l'assurgere della civiltà nuragica si crea questa differenziazione dal punto di vista architettonico. Nelle tombe dei giganti viene creata una facciata monumentale di forma semicircolare che chiamiamo esedra. Questa facciata monumentale definisce anche lo spazio davanti alla tomba, spazio che era una vera e propria, come abbiamo detto prima, area sacra e area dedicata proprio alle offerte in onore dei defunti. La particolarità della facciata monumentale delle tombe dei giganti è che la parte in corrispondenza dell'ingresso era più alta rispetto alle parti laterali, quindi c'era proprio questa forma discendente a partire dal centro verso i lati. Questo perché la parte centrale, ovvero quella in corrispondenza dell'ingresso, aveva un ruolo anche da un punto di vista simbolico molto importante. Infatti rappresenta proprio la soglia, il punto di passaggio tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti all'interno della camera. Dal punto di vista tipologico, questo genere di tombe noi le definiamo tombe a filari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo la facciata, ma tutto il corpo tombale è costruito utilizzando dei filari di pietre che possono essere più o meno squadrati, più o meno sbozzati. Come potete vedere in questo caso i filari della base e il filare della base ha pietre particolarmente grandi che invece diminuiscono le proprie dimensioni in modo graduale man mano che arriviamo nelle parti più alte. L'ingresso è caratterizzato da un grande architrave ben lavorato che poggia su due blocchi che fungono da veri e propri stipiti, e all'ingresso, prima di entrare nella vera e propria camera, c'è un vero e proprio corridoio di ingresso. Poi, entrando nella camera, come vedremo fra poco, il soffitto si solleva e vedremo che la camera all'interno è coperta a ogiva. Questo tipo si differenzia quindi da quello che invece definiamo di tipo dolmenico, cioè le tombe dei giganti che sono costruite con l'uso di lastre ortostatiche, quindi lastre infisse verticalmente a coltello sia nella facciata che nella realizzazione dei paramenti murari della camera funeraria. Normalmente si ritiene che il tipo dolmenico sia più antico da un punto di vista cronologico, mentre questo a filari immediatamente più recente, però probabilmente nelle varie aree della Sardegna il passaggio da un tipo all'altro avviene anche in momenti diversi, quindi ci sono delle zone dove la tradizione dolmenica era forse più diffusa, più affermata, che magari prosegue anche per un periodo più lungo, e invece nelle zone dove si introduce questo tipo a filari abbiamo anche tombe a filari abbastanza antiche, anche contemporanee ad altre di tipo dolmenico. Ecco, adesso giriamo intorno al monumento perché vi voglio far vedere meglio anche come è fatta dietro. Quindi qui vediamo le ali della piccola esedra e il punto dove si congiungono con le pareti proprio esterne, il paramento esterno della camera funeraria allungata. E come possiamo vedere proprio dal fatto che questa tomba si conserva benissimo, il retro della tomba è configurato a forma di abside, quindi con una forma semicircolare. Andiamo a vederlo. Eccolo qui, l'abside semicircolare che è conservato perfettamente, mentre vedremo poi quando entriamo all'interno fra poco che internamente la camera
termina diciamo rettangolare ad angolo retto con un'unica pietra sul fondo. Eccoci all'interno della camera funeraria della tomba. Vedete, non è molto lunga rispetto ad altre camere funerarie di tombe dei giganti, ha solo 4 metri e qualcosa di lunghezza, ma è in perfetto stato di conservazione. Qua possiamo ammirare come anche la camera interna sia costruita con la tecnica a filari e come soprattutto il filare di base sia realizzato con blocchi di enormi dimensioni. In particolare guardate le dimensioni di questo blocco. Quindi vedete le pareti a filari e poi l'ultima parte della muratura ha questa tecnica ad aggetto che forma la copertura ogivale della camera. Qua si può anche vedere come nella parete di fondo la base sia costituita anche in questo caso da un unico monolite. Come dicevamo, le tombe dei giganti sono delle tombe collettive, quindi i corpi venivano adagiati all'interno, la tomba veniva riaperta ogni volta che doveva essere seppellito un defunto e veniva adagiato sulla pavimentazione della tomba. In questo caso la pavimentazione è costituita dalla pietra basaltica naturale del sostrato roccioso proprio dell'altopiano di Abasanta, l'altopiano basaltico su cui ci troviamo, sostrato roccioso che chiaramente è stato livellato e preparato per poter meglio rispondere alle esigenze di avere una pavimentazione regolare all'interno del monumento. Quindi col passare del tempo si aggiungevano nuovi corpi e i resti dei defunti più antichi venivano spinti in fondo alla tomba, così che poi col passare del tempo la tomba dei giganti diventava un vero e proprio ossario. La costruzione delle linee ferroviarie e delle strade moderne sono stati distrutti e mutilati tantissimi monumenti archeologici. Qui possiamo vedere come praticamente l'abside della tomba si conclude proprio in prossimità dei binari della linea ferroviaria. Questo è uno dei rari casi dove il monumento è stato completamente risparmiato dai binari. Qualche giorno fa, per chi ci ha seguito, siamo state a Golfo Arancia, il pozzo sacro di Milis, dove nonostante il pozzo ancora oggi lo possiamo visitare, comunque parecchie parti del pozzo sono state proprio demolite e asportate in corrispondenza della posa dei binari. Ecco, quindi anche una riflessione, no, su come oggi per fortuna ci sia una sensibilità diversa verso i monumenti archeologici e si cerchi comunque di preservarli anche facendo
un complessissimo lavoro di progettazione che spesso vuol dire anche tanta burocrazia e un allungamento dei tempi, ma speriamo che questo possa comunque servire a preservare maggiormente i monumenti. Ecco, siamo rientrate a Paoli Latino e ci troviamo di nuovo nella casa della signora Fernanda Amarano, che ringraziamo ancora per l'ospitalità. Prima di raccontarvi la sua storia e di mostrarvi questa casa, volevo riassumere come siamo arrivate qui. Quando a dicembre ho pubblicato l'invito a partecipare a questo progetto e quindi a fare le proprie proposte, la signora Fernanda, che vive in Sicilia, mi ha fatto una lunghissima telefonata in cui appunto era entusiasta del progetto e ci offriva la sua ospitalità nella sua casa, e quindi mi ha raccontato questa storia che mi ha molto colpito e molto commosso, e quindi chiaramente, essendo nel perfetto spirito del nostro progetto, ho subito accettato, e in seguito la signora mi mandò tutto il materiale, quindi fotografie e anche una lunga lettera in cui mi raccontava la sua storia. Ma non ve la voglio riassumere perché toglierei probabilmente un po' di poesia, e quindi in accordo con la signora abbiamo preferito fare così. Ora vi leggerò le sue stesse parole in modo che possiate meglio immedesimarvi nella storia e anche in quello che lei vuole comunicare e che ci comunica questa casa. Sono nata a Paoli Latino in una fredda mattinata di gennaio nel 1952. Non sono nata casualmente a Paoli Latino. Mamma, infatti, che era originaria di Paoli Latino, aveva preso servizio come insegnante nella scuola elementare di Santa Chiara sul Tirso ed era venuta a partorire a Paoli Latino, il suo paese di origine. Mamma era sposata con un militare conosciuto durante la guerra. Molti sanno che Paoli Latino aveva ospitato durante la guerra moltissimi militari per la sua posizione strategica. Infatti esistono ancora nel paese le casermette costruite in pietra basaltica edificate per ospitare i militari provenienti da tutta Italia. Papà era calabrese, militare di carriera, e gli presentarono mamma perché, volendo acquisire il diploma magistrale, si rivolse a mamma che era già insegnante per farsi prestare dei libri e farsi dare dei consigli. I libri furono Galeotti e nacque l'amore. Mamma non aveva conosciuto il padre, che era morto prima della sua nascita, dopo averla concepita all'età di 64 anni. Aveva un fratello di 9 anni più grande e una sorella più grande di 13 anni. Tutta la famiglia non si oppose a questo amore, nonostante
papà fosse uno straniero che veniva dal continente, dalla lontana Calabria. Non si oppose neanche mia nonna, nonostante mamma fosse la più piccola dei suoi figli, alla quale era molto legata. Molti pensano che i calabresi abbiano la testa dura, ma la storia della mia famiglia dimostra che i sardi l'hanno molto più dura. Papà, che era di natura un ansioso, avrebbe voluto che mamma partorisse in ospedale. Mia nonna si oppose, dicendo che i suoi figli erano tutti nati nella casa dove era andata ad abitare appena sposata e che anche la figlia doveva partorire nella casa dove aveva visto la luce. Così, assistita da una levatrice bravissima e dal medico condotto, avvenne il parto. Parto con sorpresa, perché assieme a me nacque un fratello. Io e mio fratello siamo nati quindi in una casa di metà fine Ottocento, riscaldata solo da un camino. Siamo stati adagiati in 2 piccole culle riscaldati dall'orbace, guardati da tutti con ammirazione per i nostri capelli biondi, ereditati dai geni normanni paterni. Abbiamo trascorso i nostri primi 4 anni in un paradiso a Santa Chiara sul Tirso, dove mamma insegnava in una pluriclasse. Solo d'estate tornavamo in Sicilia a Messina, dove papà lavorava come militare. Finalmente, nel 1956, mamma riuscì a ottenere il trasferimento e la famiglia si ricompose. Mamma ascoltava musica sarda. Parlava ogni tanto in sardo con Santina e poi con Maria. Santina e Maria sono le ragazze che stavano a servizio nella casa della signora, quindi 2 ragazze sarde. In casa si cucinava alla sarda. Io sono cresciuta quindi in Sicilia, ma ho assorbito fin da piccola la cultura sarda. Non è casuale che non abbia mai imparato il dialetto siciliano, anche se non parlo la lingua sarda e la capisco soltanto. D'estate tornavamo in Sardegna e ci stavamo un mese. Spesso andavamo in Sardegna a luglio per la festa di Santa Maria Maddalena, molto sentita a Paulilatino. Mamma ritrovava le amiche, andavamo a vedere i balli sardi e i canti a tenores organizzati in piazza. Seguivamo le corse dei cavalli intorno alla chiesa di San Teodoro. Ricordo che mia zia faceva il pane in casa una volta alla settimana e se chiudo gli occhi sento ancora il profumo della pasta del pane che mi piaceva impastare sotto la guida delle amiche della zia che venivano ad aiutarla. Sento ancora il profumo del pane appena sfornato da suvorru de Saddomo de Suvorru. Sono cose che non ho mai dimenticato. È la memoria dell'infanzia, l'unica che ci portiamo dentro fino alla fine dei nostri giorni. Sono vissuta quindi in Sicilia. Ho studiato in Sicilia, avevo il mio mondo in Sicilia, ma è come se ci fosse una realtà parallela, quella sarda che faceva anche parte della mia vita. La vita ha seguito il suo corso, mio fratello e mia sorella si sono sposati, io sono diventata medico e non mi sono mai sposata. Sono rimasta in famiglia, molto impegnata dalla mia professione. Dopo 3 anni dalla pensione, mamma ha incominciato a manifestare i sintomi dell'Alzheimer. L'Alzheimer ha creato tra me e mia madre un rapporto particolare, perché ho capito che l'unica possibilità che avevo per mantenere mamma il più possibile legata alla realtà era parlarle della Sardegna, farle ascoltare musica sarda, farle in parte rivivere il periodo dell'infanzia e giovinezza al quale era rimasta sempre legata. In un'intervista Irene Papas anni fa ha detto che dentro ciascuno di noi rimane soltanto la terra nella quale ci è capitato di nascere. Ho incominciato a scrivere tutte le parole sarde e le frasi che ricordavo per potergliele dire. Mi sono fatta scrivere dai paulesi i soprannomi delle persone del paese. Le raccontavo storie del paese che lei aveva raccontato a me quando ero bambina. Intanto la zia e lo zio sono morti e la casa in pietra basaltica di metà fine Ottocento con la sua domo de Suvorru, Suvorreddu della cucina dove la zia faceva il caffè e che è forse l'unico rimasto in tutta Paulilatino, il cortile con la vista del Gennargentu
e di quella che era stata una palude, ora una distesa verteggiante, sono rimasti ad aspettare pazientemente di tornare a una nuova vita. La sera, quando davo la buonanotte a mamma, spesso concludevo con la promessa che avremmo restaurato la casa dove eravamo nate sia io che lei. Finalmente, nel 2011, dopo la morte di papà, ho mantenuto la promessa e sono iniziati i lavori di restauro conservativo della casa, ultimati nel 2012. Io e mio fratello nel 2012 abbiamo compiuto 60 anni e io, spinta anche da tanti colleghi che sapevano quanto fossi legata alle mie origini, mi convinsi a fare una festa per inaugurare la casa e festeggiare i nostri 60 anni, nella casa dove eravamo nati, non certo per caso. Sono venute dalla Sicilia 30 persone che non erano mai state in Sardegna. È stata una serata bellissima di fine settembre e sono sicura che mamma quella sera era con noi a Paulilatino. Io sono convinta che il legame con la terra dove nasciamo non si interrompe completamente quando ci troviamo nell'altra dimensione, come sono convinta che le case antiche restaurate nel rispetto di quelle che sono state abbiano un modo tutto loro di narrare la vita e le abitudini delle persone che vi hanno abitato. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo ancora la signora Fernanda e abbiamo visto come è possibile ridare nuova vita anche a degli edifici antichi, e quindi non solo restaurarli, ristrutturarli rispettandoli e mantenendone gli elementi più caratterizzanti, ma allo stesso tempo anche riviverli oggi. Quindi ad esempio aggiungendo elementi di arredo attuali e facendo continuare questa storia. Ad esempio abbiamo visto all'ingresso della casa un murale realizzato dall'artista Letteria Giuffrè, nipote della signora, così come anche questi quadri che sono appesi alle pareti realizzati appunto dalla stessa artista. Quindi è bello vedere anche come si può trasformare ma mantenendo un'identità originaria. E siamo arrivate quindi alla fine. Vi invitiamo, come sempre, vi diamo appuntamento domani mattina alle 8 per scoprire dove saremo domani. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e mi raccomando, se vi è piaciuta lasciate un commento e se vi va condividete il video, così ci aiutate a far conoscere il nostro progetto, ma soprattutto a far conoscere la Sardegna a più persone possibili e a far vedere una Sardegna autentica, a far vedere che la Sardegna non è solo mare, che la Sardegna è bella anche d'inverno. Avete visto oggi quando eravamo alla tomba dei giganti, sembrava veramente primavera, un sole tiepido, quei bellissimi fiori, quel verde, ci siamo veramente rigenerate. La Sardegna è anche questo, è soprattutto questo. Vi ricordiamo anche che chi volesse sostenere il nostro progetto può acquistare le t-shirt e i gadget con il nostro logo, firmate da Macoco con varie tematiche, stampe a varie tematiche sulla Sardegna. A vostra scelta, ce ne sono tante molto belle anche a tema archeologico, e chi volesse fare una donazione in denaro in cambio riceverà un voucher di pari valore e così facciamo un percorso circolare, chiunque dà anche riceve, quindi riceverete con una donazione un voucher per partecipare a qualsiasi escursione o viaggio di Sardegna Sacra a vostra scelta. Bene, quindi ci vediamo domani mattina con l'anticipazione della puntata di domani, che comunque è un'altra puntata imperdibile, quindi mi raccomando seguiteci e adesso vi salutiamo. Ciao a tutti!